Bella raga, ciao a tutti dal commentore veneziano, ragazzi, previsione di Roma-Napoli, noi siamo la Roma contro il Naples, vediamo se la Roma riesce a difendere questo secondo posto perché ormai è minacciata dalla Lazio e sono terrorizzati i romani perché perdere il posto dagli odiati cugini sarebbe veramente un disastro. Inizia Roma-Napoli. Previsione del derby del sud. Florenzi vede Doumbia, voglio il primo gol. Doumbia, ragazzi, cosa fa il Doumbia? Mamma mia, che azione della Roma. Jorginho. Lopez. Subito super occasione della Roma comunque. Lopez. Bravissimo. Ah, peccato. Dai, Fioi, dai. Gulam. Il Gabbia. Dai, che è rimessa nostra. De Santis al rinvio. Per Florenzi. Ormai veramente ha fatto tutti i ruoli del mondo. Cazzo, manca solo il portiere. Gervinho. Il Gervi. Sfrutta la sua velocità Gervinho. Gervinho si invola. Gervinho si invola. Gervinho. Gervinho. Gervinho! Mamma mia, Gervinho! Mamma mia, che gol! Roma 1, Napoli 0! Grande Gervinho. Gol fantascientifico. Passa in vantaggio, la Roma esplode l'Olimpico. Callejon. Hamsik. Mare chiaro per il Gabbia. Subito pareggio del Napoli. Incredibile il Gabbia. 1-1. Gol di Manolo. Ljajic. Cambi comunque per la Roma, ma primo tempo scoppiettante, ripresa da cagare. 70esimo. Dai. Iturbe. Vai Iturbe. Iturbe si invola. Vai Iturbe salta tu. Salta un cazzo di nessuno. Ultra offensiva. La Roma pretende i 3 punti. Li pretende, ragazzi. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto. C'è bisogno di forza. Keita. Iturbe. Dai ragazzi, dai. Doumbia. Gervinho, mamma mia. Vai Ucan, tanto Ucan. Luca Ucan. Luca Ucan. Niente. Proprio... Oh, il contrario della carriera. Primo tempo bello, secondo tempo una merda, veramente. Che curioso che è FIFA. Che gioco curioso. Occhio. Vai De Santis. Ma stai zitto, porco. Occhio. Dai ragazzi, andiamo a casa, ma con un pareggio. Vedo che per la Lazio adesso ha un'occasione d'oro. Florenzi, vediamo se la Roma riesce all'ultimo respiro. Attenzione Doumbia. Doumbia, troppo lunga. Niente da fare ragazzi, la Roma non riesce a vincere in casa. È una cosa spaventosa ormai. Finisce qua ragazzi, Roma 1, Napoli 1. Prevedo un pareggio anche nella partita vera. Raga, saluto il comandante veneziano. Ciao!